Ciao ragazzi! Allora, oggi sono da solo, ho approfittato per fare una scappata sulle prealpi bellunesi. Al momento mi trovo sulla cima del monte Pizzoc, quindi sul Cansiglio. Fra poco scenderò al rifugio Vittorio Vento che sta proprio qui sotto, ma prima vi faccio vedere la salita e poi vi spiego cosa c'è davvero di bello da vedere qua, perché salire fino a qua e alcune considerazioni sull'itinerario. Per cui, a tra poco! Allora, il punto di partenza è il passo Crosetta. Dietro di me si può vedere quella che è la casa forestale del Cansiglio, al passo appunto. Ora io imboccherò il sentiero che parte di fronte al piazzale dove si può lasciare la macchina, che sale in leggera salita appunto in direzione del Monte Pizzoc. Il sentiero è marcato anche sugli alberi col segnavia 982, quindi è abbastanza chiaro. Al momento sto seguendo il tracciato estivo, però diciamo che è già battuto, ci sono segni anche di precedenti passaggi, la neve diciamo c'è appena una copertura nevosa ma molto bello. Questa è appunto parte della foresta del Cansiglio, che è enorme, questa è solo una piccola parte, molto bella. Questo sentiero di avvicinamento è molto bello perché passa per queste vallatine interne. Ecco, si arriva a questo piccolo passo. Wow! Si vede il mare, chissà se è la laguna di Venezia, comunque il mare sì, col riflesso del sole. Ecco, adesso la stradina comincia a aprirsi un pochino. Ecco ragazzi, finalmente spunta la meta di giornata, il Monte Pizzoc. Continuiamo su questa stradina. Il percorso è molto bello, attraversa la foresta del Cansiglio, una piccola parte in realtà, ma splendido. Paesaggio sempre più imbiancato. Questa è la stradina che sale al Col Vernier, lì in fondo l'Alpago. Sì, ad un certo punto la stradina assume proprio le sembianze di una strada con tanto di guardrail.
Ecco, questo è l'arrivo al rifugio Vittorio Veneto. Guardate che vista spettacolare sul Monte Serva, il gruppo della Schiara e il Monte Pelmo di là. La dorsale del Visentin che poi scende verso il Cesena. Ragazzi, sono arrivato anche al rifugio Vittorio Veneto. Ora vi farò vedere anche come si vede in realtà la cima del Monte Pizzocchi, appena qua dietro è davvero una piccola sommità appena più alta del rifugio. Dunque, com'è stata la salita fin qua? Allora, l'itinerario che ho fatto io, l'avete visto, è un itinerario semplice, facile, generalmente non ha difficoltà particolari. L'unica cosa, ecco, 2 raccomandazioni. Uno, i ramponcini, perché di neve non ce n'è molta magari, ma è facile trovare aree rigelate, quindi con ghiaccio vivo anche, sia in salita che in discesa possono essere un po' ostiche. La seconda cosa è assolutamente consigliatissimo muoversi in generale in Cansiglio, direi sempre, ma comunque specialmente in Cansiglio anche, con un GPS. Può essere una mappa sul cellulare con GPS, qualcosa che localizzi di volta in volta dove siete, perché ci sono davvero tantissime tracce di sentieri che sembrano anche ragionevoli come sentieri, come tali, ma che conducono in realtà a malghe, ricoveri per attrezzi, fienili e quant'altro. Per cui è facilissimo, con angolazioni minime, portarsi fuori dalla traiettoria del sentiero. Poi, specialmente d'inverno, dove magari ci sono impronte che sembrano tracciare una direttrice che in realtà porta a una casa privata, magari piuttosto che una stalla o un fienile. Per cui ramponcini e GPS, poi altre difficoltà oggettive non ce ne sono, salvo casi di eccezionale innevamento. Detto questo, considerate anche tempi e distanze, perché i dislivelli non sono molti magari, però si cammina per chilometri e chilometri, e inoltre a un certo punto, quando si è addentrati, parte di questa foresta, sebbene possono esserci appunto segnali su alberi o rocce, può essere un pochino labirintica, per cui attenzione con distanze e senso della posizione, appunto. GPS consigliatissimo. Ora vediamo il Monte Pizzocchi, come si vede da qua. Ecco, dal rifugio la cima del Pizzocchi è una sorta di piazzale ricavato con una croce e delle mire, anche delle mappe con delle indicazioni, e un terrazzo panoramico davvero spettacolare. Ragazzi, allora io mi appresto a scendere, ho terminato anche questa escursione per quanto riguarda la salita. Ora mi attende ovviamente tutta la discesa. Non farò il percorso dell'andata per Pian delle Erbe, scenderò direttamente per la forestale che arriva al tornante di Ponte Cappella, probabilmente poi rientrerò al passo Crosetta, probabilmente con una veloce traccia che ho visto nel bosco. Vi lascio sotto nel testo delle indicazioni relativamente all'itinerario che ho fatto io, ma che si presta ovviamente, come avete già capito, a moltissime varianti. Con questo io vi saluto anche per questa volta, spero che il video vi sia piaciuto, vi do appuntamento come sempre al nostro prossimo video insieme a noi, augurandovi buona montagna. Ciao!